Allora, abbiamo sentito anche Ivo Rossi, già sindaco di Padova, e poi l'assessore Marcato, Roberto Marcato. Vediamo insieme le interviste. Ivo Rossi, già sindaco della città di Padova. Cosa ne pensa di questa opportunità di referendum per l'autonomia del Veneto? Io penso che la cosa più importante sia la rivendicazione dell'autonomia e l'avvio del negoziato con lo Stato in questo caso per riuscire a recuperare una serie di competenze che si ritiene di fare meglio di come le sta esercitando lo Stato. Devo essere sincero che non mi appassiona molto la discussione attorno al referendum, perché non è di per sé necessario, anzi il referendum non è dentro il percorso costituzionale, e alla luce del fatto che il governo ha già dato la disponibilità a Zaia direttamente a firma del ministro, secondo me valeva la pena, ovvio perché la cosa è avvenuta già a maggio, che negli ultimi 7 mesi fossero stati usati per discutere e negoziare con lo Stato le nuove competenze. Ho l'impressione che stiamo facendo il ballon d'essai attorno a una cosa che rimanda a un'altra quando si potrebbe già portare a casa l'autonomia. A me piace, sono un tifoso dell'autonomia. Potrebbe essere una battaglia trasversale che va al di là delle appartenenze politiche? Ma io penso di sì, nel senso che l'autonomia e quindi la concretezza dei temi è legata alla presunta, poi da dimostrare, che è nostra capacità di fare meglio dello Stato, e quindi per aumentare l'efficienza e riuscire quindi a offrire servizi ai nostri concittadini diversi e migliori rispetto a quelli di oggi. Però appunto questa è la sfida. Assessore Roberto Marcato, secondo lei è una grande opportunità questa che può essere data al Veneto, oppure il governo potrebbe fare anche dei passi indietro laterali e poi vanificare il tutto? E i cittadini come dovrebbero comportarsi? No, questa è una grandissima opportunità, perché questo è il referendum dei Veneti, è l'autonomia dei Veneti, è la libertà dei Veneti, non è né di un partito né di una coalizione o di un club. Credo che il risultato sarà straordinario, e il governo, che è un governo democraticamente eletto e un Parlamento democraticamente eletto, non può non tener conto della volontà del popolo, perché di questo stiamo parlando. Ma come spronare, far capire ai veneti l'importanza e la valenza di questo referendum? Basta dire loro che una grandissima parte del PIL prodotto oggi va a Roma, e ahimè una parte importante di quello viene purtroppo sperperato in 1000 rivoli di cui non conosciamo poi la reale destinazione, e che invece questi potrebbero essere utilizzati al meglio per dare ai veneti le infrastrutture e i servizi che meritano. Secondo lei quindi ci sarebbe una parte economica di competenza di gestione della regione? Ma non solo, noi abbiamo dimostrato ad esempio con la sanità che siamo in grado di gestire la cosa pubblica, quindi qui si chiede sia un riconoscimento di tipo economico, finanziario, fiscale, ma anche dei servizi, cioè la capacità di poter governare processi decisionali. Ci sono dei passaggi ancora da compiere, abbiamo sempre pochi minuti a disposizione, poi ci torneremo anche in altre occasioni. Secondo lei, avvocato, sono importanti, no? Da sottolineare? Sì, no, intanto teniamo presente, sono degli aspetti mai portati alla informazione del pubblico. La legge 15 originariamente prevedeva un termine di 120 giorni, ne accennavo prima, perché il Presidente della Giunta regionale relazioni al Consiglio regionale sull'esito del negoziato. Con una legge... Qual è il negoziato? Il negoziato tra la Regione e il Veneto sulle materie, sul contenuto del... Che si può fare, che Zaia ha presentato col decreto della Giunta, il 315 del 15 marzo 2016. Poi con legge dell'anno scorso, la legge 6 2016, quel termine di 120 giorni è stato spostato di 3 anni. E quindi il termine 3 anni dal momento dell'approvazione della legge. Siamo nel 2017, la legge 2014, vuol dire che entro il giugno, la legge è stata approvata il 12 giugno, però poi pubblicata il 19 giugno 2000, entro giugno quindi dovrebbe essere sia relazionato il Consiglio sull'esito, non fatta una conferenza stampa, non fatto un convegno, relazionato al Consiglio sull'esito del negoziato, sia indetto il referendum entro quel termine. Di questa cosa non si è mai parlato. Ma lo sanno, lo sapranno. Ma io non ne sento parlare intanto. Cioè, ne posso confessare con grande disappunto che ci sono consiglieri regionali che hanno votato la proroga che non lo sapevano, e non faccio i nomi per pudore loro. Sì, perché si vota, perché cosa votiamo a favore? Cioè siamo a questo livello. Questo è un passaggio importante dal punto di vista politico per me.
dal punto di vista tecnico lo considero comunque impossibile da realizzare, per questo bisogna fare chiarezza, come ho detto più volte nel corso di questa trasmissione, però si sappia che ci sono anche questi passaggi. Tant'è vero che uno degli equivoci che si dibatte anche sulla stampa è che il negoziato, c'è stato un dissidio tra il ministro Costa e il presidente Zaia in sede di dibattito, che Zaia ha detto che il referendum è anteriore al negoziato. ed al negoziato, invece la legge dice che è anteriore ed esterno alla procedura del 116, perché ci sono due negoziati. Vede già che non c'è coincidenza sul dato procedurale, è una cosa grave, d'altronde è comprensibile, la spieghiamo anche in 3 secondi. Una cosa è quello che dice la consulta, A parte la consulta, né il 116 né la legge 15 regolano completamente la procedura, perché l'unico elemento procedurale, quello del famoso emendamento rubinato alla finanziaria legge statale 2014, l'emendamento 750, che dice: se una regione, era fatto apposta per il Veneto, dovesse presentare una proposta di negoziato per ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, il governo deve rispondere entro 60 giorni. 15 marzo 2016 Zaia presenta la proposta di negoziato, il governo risponde entro il 17 maggio e dice ok, siamo qua. Poi uno dice che il negoziato è aperto, no, tant'è vero che il ministro Costa ha detto: se vuoi dalla settimana prossima facciamo 3 incontri alla settimana, in un mese e mezzo arriviamo. Zaia dice no. Dice, il negoziato è già fallito, ma io l'ho saputo là, io seguo attentamente tutto questo, io l'ho saputo al convegno che è fallito, non mi risulta, come dice la legge, che ha informato e relazionato il Consiglio regionale sull'esito della trattativa. Ste cose non sono di dettaglio, è serietà politica, è capacità di rispettare le norme che il Consiglio ha approvato, è consapevolezza che non bisogna chiedere agli esperti girandosi dietro al convegno aiutami e dirmi cosa ha detto la consulta, perché la sentenza 118 del 2016, del 2015 chiedo scusa, della Corte Costituzionale è chiarissima e alla fine fa capire, ce l'ho qua, il passaggio che interessa, invito i telespettatori ad andarselo a vedere, alla fine dice in fondo deve esserci stata una minoranza all'interno della consulta che non voleva neanche autorizzare questo referendum per le vecchie giurisprudenze. Alla fine la consulta dice, ma in fondo, se lo schema è rigido e chiuso, il 116 non c'è problema, ma lasciateglielo fare, tanto non conta niente. Guardi che è quasi irridente, è vero che è un valore storico, ma il passaggio dice, glielo leggo perché io la so a memoria questa sentenza e l'ho vissuta, né d'altra parte, è l'ultimo periodo, la consultazione popolare, qualora avvenisse, consentirebbe di derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali, perché può essere... Quindi vuol dire la Corte dice, lascialo fare, ha solo un valore politico e questo è l'aspetto che deve essere valorizzato, per cui evitiamo di dare aspettative o illusioni ai cittadini, diciamo la verità come sta, ma intanto osserviamo rigorosamente quelli che sono gli schemi procedurali che la legge prevede. E non diciamo che la trattativa è sul quesito, perché il quesito, altro errore che io ritengo che non condivido, non c'è da trattare, perché il quesito è solo quello sì. Tra i 5, quello unico che ha approvato la Corte Costituzionale. Chiarissimo. Battute, siamo proprio in chiusura. Ma non ho molte altre cose da dire, ho trovato molto interessante questa chiacchierata, questo confronto che ho trovato molto istruttivo, anche insomma, per cose che non potevo e non conosco pienamente. Ribadisco che tutto quello che diventa elemento di confronto politico è opportuno, perché questo è un paese che da troppi anni è silente, non mette i cittadini nelle condizioni di conoscere, non mette i cittadini nelle condizioni di scegliere e mutila la democrazia. Tutto quello che invece va verso un confronto di merito, quello che diceva all'inizio il professor Bertolissi, io trovo che sia necessario, utile e guardi, è finita per me, e chiudo con questa affermazione, la stagione che tanto passa tutto sopra il corpo delle persone, perché c'è un tempo per fare queste cose e io credo che quel tempo sia da tempo, mi scusi il bisticcio di parole, scadute, e il referendum del 4 dicembre che lo abbia ampiamente confermato. Chiaro. Marchetto, secondo voi, poi qualora appunto si andasse da trattative, che si vada dopo, prima, dopo, durante, sempre trattative si parla, perché poi la parte più sostanziale è molto difficile da arrivarci. C'è da credere a queste trattative, a questi accordi? A me viene in mente che non dovrebbero più arrivare profughi in Veneto e pochi giorni dopo, poi ne sono arrivati 50, per cui alle parole a volte...
Ma guardi, dal punto di vista delle trattative, come dicevo prima, con questo governo, con questi rappresentanti, sono già fallite all'inizio. Noi, sognando un governo del Movimento 5 Stelle, secondo me si avranno degli esiti molto positivi, non solo per il Veneto, ma per tutte le regioni italiane, che diventeranno delle regioni autonome. Questa è utopia. No, non è utopia, è concretezza, perché il vero cambiamento lo avremo già a partire dalle elezioni in Sicilia. I siciliani, e io ci sono stato di recente, non ne possono più, loro sono stati molto maltrattati. Non vogliono più l'autonomia, basta. No, non è che non vogliono l'autonomia, non vogliono più essere governati da persone che hanno sperperato i denari pubblici e hanno reso la Sicilia un paese, una regione che potrebbe essere una delle prime regioni turistiche al mondo, una regione che invece è in stato di emergenza continua. Quindi l'autonomia e anche l'autonomia del Veneto prevede una cura dimagrante, una dieta. Allora, nel momento in cui lo Stato centrale è disposto a fare la dieta e quindi a razionalizzare la spesa pubblica, a eliminare gli sprechi e a rendere tutto efficiente, si può dare autonomia. Se lo Stato non vuole fare la cura dimagrante, si metterà sempre di traverso a qualsiasi richiesta di autonomia, perché prevede che arrivino meno soldi a Roma. Questo è il problema. Vero. Battuta di chiusura, Lucia. Ma semplicemente mi permetto di fare un plauso a Luca Zaia, perché è riuscito alla fine, in tutte le contraddizioni che possono esserci nella politica, a trovare il succo del discorso ed arrivare a questo referendum. Questo è un modo serio di fare e di affrontare determinati problemi e quindi determinati temi. Lui lo sta facendo con questa modalità, lo sta portando avanti, ne abbiamo sentito tanti chiacchierare, lui in realtà lo sta facendo, quindi è per quello che dico: se incontreremo uno Stato invece che non sarà altrettanto serio, vorrà dire che prenderemo un'altra strada. Cioè, d'altro canto non ci sono alternative. Quando le cose si fanno in maniera seria, però dall'altra parte non hai una risposta seria, andrà a finire come gli Stati Uniti d'America, che insomma sono diventati il paese più ricco al mondo gettando le casse di tè in mare. A un certo punto saranno costretti a dare una risposta, altrimenti di Veneto poi ce ne saranno tanti in Italia, verrà fuori la Lombardia, poi ci saranno altre regioni, l'Emilia Romagna, sentivo addirittura l'Umbria che sta analizzando la proposta veneta di maggiore autonomia, perché francamente ormai un po' tutti hanno bisogno di poter gestire. Poi è chiaro che non potremmo fare, non dovremmo mai una qualvolta avere l'autonomia, fare come fa la Sicilia davvero. L'autonomia bisogna saperla gestire. Noi ad oggi abbiamo dimostrato che nonostante le poche risorse siamo riusciti a gestire abbastanza bene, non dico benissimo perché anche noi abbiamo avuto i nostri problemi, però sulla sanità, se solo applicassimo un sistema veneto, che non è perfetto, però è un sistema ottimale, uno dei migliori a livello europeo, già lo Stato centrale potrebbe risparmiare. Quindi autonomia non è sempre detto che sia negativa per le altre regioni perché gli togliamo risorse, è uno stimolo a queste regioni a fare di più e a darsi da fare. Io per esempio sognavo qualche anno fa a una sorta di autonomia o addirittura indipendenza solidale, cioè dicevo, beh, io da 21 miliardi che ogni anno do allo Stato vado 1 miliardo all'anno a scalare, fra 21 anni tu sai che io sarò indipendente, ma tu hai avuto 21 anni per darti da fare, tirarti sulle maniche 1 miliardo all'anno. Ritengo che questo può essere una vera solidarietà, cioè l'autonomia è solidale perché permette alle altre regioni di darsi da fare e piano piano di trovare il loro equilibrio. Perfetto, siamo allora in chiusura. Un'ultima cosa, la data è rilevante? Direi di sì. Molto importante sia perché lo impone la legge, sia perché è un impegno con i cittadini, sia perché non ci sono più limiti, nel senso che la consulta ha dato l'ok, quindi è fondamentale. Io vorrei che Zaia non ritardasse, infatti noi però sono 14 milioni. Come? 14 milioni di euro, se non sbaglio. Guardi, l'ha detto il professor Bertolissi che la democrazia non ha prezzo e io condivido, l'ha detto al convegno e ha ottenuto un applauso corale di tutti. La democrazia non ha prezzo in questo momento in particolare, purché l'esito del deliberato democratico dei cittadini sia rispettato. È un'altra cosa importantissima. Speriamo che sia con le amministrative, visto che ne abbiamo tante nelle prossime elezioni, insomma ci possono essere almeno attenzione. Par condicio. Allora, grazie a voi di essere intervenuti, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi da casa di averci seguito. Andiamo adesso in pubblicità e poi al quinto piano. Grazie, arrivederci.